Eder. Mech. Pallister. Buongiorno Eder, riguardo alla seconda perquisizione in casa di Sebastiano Visintin, riflettendo bene a mente fredda, credo che la procura sia andata lì per verificare più che altro i consumi elettrici degli strumenti di lavoro per affilatura coltelli e verificare quindi la veridicità dell'alibi delle 3 ore in cui Sebastiano Visintin ha riferito di trovarsi nel laboratorio ad affilare coltelli quella mattina del 14 dicembre. Indicativamente erano le 3 ore tra le 9:15 e le 12:15. Gli altri attrezzi sono stati sequestrati a completamento della prima perquisizione, perché magari non era venuto prima in mente di fare un controllo anche su quello, e anche probabilmente per cercare di non far notare che volessero lavorare unicamente sulla verifica dell'alibi, perché a mio modo di vedere, se intendono verificare i consumi elettrici, loro si sono accorti, gli inquirenti, che Sebastiano Visintin sarebbe teoricamente collocabile al boschetto davanti a via Weiss numero 21 solo in quel periodo temporale di 3 ore in cui lui ha affermato di trovarsi al laboratorio, e non sarebbe collocabile né prima né dopo per i tempi necessari ad effettuare tutto quello che la procura ritiene possa aver fatto quella mattina. Conclusione: al momento la procura, secondo me, ha pochi elementi in mano, ha solo questa convinzione, queste idee chiare che si basano sulla convinzione, ma se alla fine poi i consumi elettrici dovessero dimostrare che sono compatibili con quell'attività di affilatura di coltelli, l'alibi di Sebastiano per la mattina del 14 dicembre reggerebbe, e quindi anche eventuali tracce, riscontri positivi sui coltelli, sugli attrezzi dei coltelli, sui guanti, su ciò che è stato sequestrato, il maglione, darebbero una compatibilità che però poi sarebbe soltanto relativa, perché l'attuale indagato non sarebbe collocabile sul luogo del crimine nel momento in cui il crimine sarebbe avvenuto, in base alla consulenza tecnica del pubblico ministero svolta dalla dottoressa Cattaneo e dai suoi colleghi, e quindi di fatto poi le compatibilità non sarebbero sufficienti poi a procedere ulteriormente nei suoi confronti. Mi auguro che non ci sia un accanimento terapeutico in queste indagini, ma che siano solo accertamenti necessari, e una volta compiute le dovute verifiche, qualora non dovessero esserci riscontri positivi, la procura vada anche su altre piste, altrimenti questo caso rischierà di rimanere insoluto o di arrivare a una verità giudiziaria che non sarà quella corrispondente a quella effettiva. Avevano già fatto fare una consulenza sui consumi, ma si continuano a rifare sempre le stesse cose, senza venirne a capo. È come uno stalking investigativo. Guardano aspetti diversi, ma alla fine gira e rigira, si torna sempre lì. Da quanto riferitomi da Laura Tonero, quella consulenza era già stata effettuata
ed era risultata perfettamente conforme ai consumi rilevati il 14 dicembre. Non solo, la Tonero ha aggiunto che la procura, oltre ad aver analizzato il materiale video della GoPro, aveva già esaminato i consumi elettrici a tavolino tramite un CTP. Ora, probabilmente hanno voluto ripetere l'operazione nel corso della perquisizione, magari replicando anche l'attività di affilatura per verificarla empiricamente. In sostanza, vogliono mettere a confronto un consumo elettrico normale con quello registrato il 14 dicembre, ma ancora una volta non ne è venuto fuori nulla di nuovo. Tutto è risultato in linea con quanto già emerso nella CTU. A margine, un dettaglio importante. A settembre cambierà il GIP. La giudice mangiante lascerà il suo ruolo e passerà a fare il giudice monocratico del tribunale. Liliana Resinovic è morta il 14 dicembre o pochi giorni prima del ritrovamento. Il nodo della data e i misteri del corpo intatto. Quando è morta Liliana Resinovic? Secondo la consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, l'ex dipendente della regione Friuli Venezia Giulia sarebbe stata uccisa la mattina stessa della sua scomparsa, il 14 dicembre 2021. Da quel momento il cadavere sarebbe rimasto per 22 giorni abbandonato nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni fino al suo ritrovamento il 5 gennaio 2022. Ma com'è possibile che il corpo si sia conservato così bene, senza evidenti segni di decomposizione né tracce di aggressioni da parte di animali o insetti? Una risposta alternativa arriva da Noemi Procopio, scienziata italiana specializzata nello studio del microbioma cadaverico, che vive e lavora nel Regno Unito. Sono giunta a due ipotesi, spiega, sulla base dell'analisi microbiologica. La morte può essere avvenuta il 14 dicembre, ma solo se il corpo fosse stato congelato. In assenza di congelamento, la morte risalirebbe a non più di 12 ore prima del ritrovamento. È precisa. Ovviamente la scienza non offre certezze assolute, solo ipotesi supportate da dati. Chi è Noemi Procopio? Giovane talento italiano all'estero, Noemi Procopio avrebbe voluto entrare nei RIS, ma la sua strada l'ha portata a un dottorato in scienze biomolecolari forensi nel Regno Unito. Da allora non si è più fermata. Ha sviluppato ricerche innovative sull'utilizzo delle proteine del microbioma per stimare con maggiore precisione il tempo trascorso dalla morte. Attualmente è docente di scienze forensi all'Università del Lancashire, dove dirige un team di 9 ricercatori nel gruppo Forensomics, attivo su progetti milionari. Nel caso Resinovic è stata coinvolta come consulente della difesa, incaricata da Sebastiano Visintin, marito di Liliana, e ora formalmente indagato per omicidio. L'ultima perquisizione nella sua abitazione è avvenuta appena 2 giorni fa. Procopio tiene però a precisare: il mio è un lavoro tecnico, non di parte. Non ho mai toccato direttamente i campioni. Ho lavorato su dati estratti da un laboratorio esterno attraverso sistemi di bioinformatica per identificare i batteri presenti e metterli in relazione con modelli noti di decomposizione. Il microbioma come orologio biologico. Ma cos'è il microbioma e cosa può dirci sulla morte di Liliana? Si tratta dell'insieme dei microbi presenti nel corpo e intorno ad esso, anche nel terreno sottostante, spiega la scienziata. Dal 2012-2013 si pubblicano studi che dimostrano come il microbioma sia un indicatore efficace del tempo intercorso dalla morte. Non è una scoperta dell'ultimo momento. Nella consulenza Cattaneo, però, si è esclusa l'ipotesi del congelamento e si è liquidato il microbioma come metodologia ancora sperimentale. Procopio replica: anche l'NGS, suggerito nella stessa consulenza, è una tecnica sperimentale. Il microbioma si basa su principi simili. Le tecniche diventano accettate solo se si lavora per validarle. E io non ho alcuna intenzione di fermarmi. Voglio continuare a studiare questo caso e coinvolgerò colleghi americani che ho già interpellato. I risultati: modelli animali e umani da Gran Bretagna a Texas. Per lo studio sul caso Resinovic, Noemi Procopio ha comparato i risultati ottenuti con quelli di vari modelli, sia animali che umani. Ha esaminato cadaveri di maiali esposti a temperature di 12-13 gradi in Gran Bretagna e altri lasciati decomporre in condizioni climatiche estreme nel Nord Dakota, con temperature abbondantemente sotto zero. Ha incluso anche dati umani da donatori nel Texas.
Il dato ricorrente in tutti i modelli, sottolinea, è uno solo. Sulla base del microbioma rilevato è altamente improbabile che Liliana sia rimasta per 22 giorni nel boschetto. La questione chiave, la data della morte. Ma allora, quando è morta? Potrei indicare con precisione il momento della morte solo se avessi la certezza che il corpo non è stato spostato, afferma Procopio. Tuttavia c'è un elemento interessante. Tra i batteri individuati nel corpo di Liliana ce ne sono alcuni che ho riscontrato solo in cadaveri che erano stati congelati e poi scongelati. Non è una prova, ma un'osservazione scientifica. Non possiamo parlare di certezze, ma nemmeno ignorare questi segnali. L'eccezione che conferma la regola. Nel corso della sua carriera, Procopio si è imbattuta una sola volta in un caso simile di conservazione estrema. Durante il periodo del Covid, un corpo rimase intatto senza spiegazioni apparenti. Si ipotizzò l'assunzione di farmaci che potessero aver tenuto lontani gli insetti, ma, sottolinea, non mi sembrano condizioni paragonabili a quelle di Liliana. Inoltre, la decomposizione parte dall'intestino. Se una persona assume antibiotici molto forti e muore poco dopo, il processo si altera. Ma nel caso Resinovic, nulla lascia supporre che sia avvenuto qualcosa di simile. Microbi, microbioma, microbiota. Facciamo chiarezza. Nel contesto delle indagini scientifiche sulla morte di Liliana Resinovic si fa spesso riferimento al microbioma. Ma cosa significa esattamente questo termine? E in cosa si differenzia da altri concetti simili come microbi, microbiota o microorganismi? Microbi e microorganismi sono sinonimi e indicano organismi microscopici come batteri, funghi, virus e protozoi. Sono invisibili a occhio nudo, ma presenti ovunque, nell'aria, nel suolo, sull'acqua, nel nostro corpo e anche nei cadaveri. Microbiota è l'insieme dei microbi presenti in un ambiente specifico, per esempio nel nostro intestino, sulla pelle o in un corpo in decomposizione. Microbioma, invece, è un termine più ampio. Indica non solo l'insieme dei microbi, cioè il microbiota, ma anche il loro materiale genetico, ovvero tutto il DNA e l'RNA che quei microorganismi portano con sé. In altre parole, il microbioma è l'universo genetico dei microbi. Nel caso Resinovic, Noemi Procopio ha analizzato proprio questo, il microbioma cadaverico, ovvero la composizione genetica dei batteri presenti sul corpo, per cercare di risalire al momento della morte. Una tecnica innovativa che unisce biologia, genetica e tecnologia forense. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.